Ha 5 minuti per noi per parlare di figa? È stato un periodo in cui io sono finito dentro una di queste sette religiose, no? Sono stato cooptato, come si dice? Mi hanno plagiato, no? Quelle che ti fanno il lavaggio del cervello. Questa setta religiosa si chiama gli ormoni. Avete mai sentito parlare? Questi qui, no, ma guarda che all'inizio non ci pensi, no? Ti suonano alla porta, chi siete? Siamo gli ormoni. Ha 5 minuti per noi per parlare di figa? Ti fanno vedere questi opuscoli, vedi? La figa c'è, svegliati e toccati, no? Allora, la prima volta che mi è successo, che mi hanno fatto questo lavaggio del cervello, me lo ricordo bene perché avevo 13 anni ed era l'ora di andare a tavola, perché mi ricordo che mia mamma mi ha chiamato: Andrea, tu pronto? Vieni a mangiare a tavola. E io allora chiudo il libro dei dinosauri, faccio per andare a tavola, sento suonare. Chi è? Siamo gli ormoni. Volevamo aprirle gli occhi su queste due nuove cose, no? Tiriamo fuori un opuscolo, vede qua, queste sono tette, culi, tette, culi, tette, culi, baby, 1, 2, 3, tette, culi. Com'è? Tette, culi, baby, 1, 2, 3, tette, culi, baby, 1, 2, 3, tette, culi, baby, 1, 2, 3, coscia, baby, 1, 2, 3, coscia, baby, 1, 2, 3, coscia, tette, culi, baby, 1, 2, 3, ciuccia piede, baby, 1, 2, 3, ciuccia piede, baby, 1, 2, 3, ciuccia piede, coscia, tette, culi, baby, 1, 2, 3, radiolina, baby, 1, 2, 3, radiolina, baby, 1, 2, 3, Andrea! Mia mamma che mi riporta alla realtà. Andrea, mi dice, è pronto in tavola, rimettiti a posto il belino e vieni a mangiare.